Quarta corsa, una prova per 5 e 6 anni, non vincitori di 25.000 euro in carriera. 1 Cienfuegos Laumar, Antonio Vitiello, 2 Balsamo Leone Michela Rossi, 3 Carmen Rec Leonardo Vastano, 4 Casanova Adri Patrick Romano, 5 Cantico Matteo Zaccherini, 6 Castore Lux Cristofaro Chianesi, in seconda fila 7 Bocconella Run Filippo Monti, 8 Beethoven Griff Michele Bechis, 9 Cleopatra Marc Enrico Cuglini. Macchina accelera. Partiti con Cienfuegos Laumar che cerca di contenere Carmen Rec. Numero 5. Cienfuegos in vantaggio all'imbocco della prima curva, Carmen che attacca all'esterno. Poi Bocconella Run partita bene dalla seconda fila sfruttando la scia del veloce Cienfuegos Laumar, mentre c'è stata la rottura da parte di Beethoven Griff. Numero 8 Beethoven Si è Griff, sistemato alla corda squalificato. Balsamo Leone, si ritrae Carmen Rec che cerca di parcheggiare in seconda posizione avanti a Bocconella Run, mossa che prova a negare Filippo Monti, ma alla fine Carmen Rec scende lungo i birilli, addirittura 27,9 per i primi 400 metri di corsa. Cienfuegos Laumar in vantaggio con grossa spesa ma davanti. Carmen Rec seconda, Bocconella Run terza, poi Casanova Adri, quindi Balsamo Leone, ancora Cleopatra Marc, si ricongiunge in coda Castore Lux. Sposta a largo Bocconella che va all'attacco di Cienfuegos Laumar dopo 800 metri passati in 58,8. Cienfuegos al comando, Bocconella al suo esterno, Carmen Rec alla corda, seconda pariglia per Casanova Adri, poi Balsamo Leone e Cleopatra Marc. Il chilometro della testa se ne va in 1:13,9. Cienfuegos che è sempre davanti nei confronti di Bocconella che si è sistemato in scia, avanza all'esterno allora Casanova Adri che cerca di andare a fare match con Cienfuegos Laumar a 400 metri dalla conclusione. La retela passata in 14,6, 1:28,5, 3/4 di miglio. Accelera ancora Cienfuegos Laumar che cerca di mettere in difficoltà anche Casanova Adri. Poi sempre Bocconella Run allo steccato e Cleopatra Marc all'esterno. Cienfuegos che a 200 metri dalla conclusione ancora una lunghezza, prova a staccare nei confronti di Casanova che ritorna all'attacco, va di dentro Bocconella, in vantaggio Cienfuegos nei confronti di Casanova. Nel finale Cienfuegos Laumar che viene a vincere netto su Casanova Adri che è secondo, al terzo posto Bocconella Run. 31 a chiudere, 1:58,6, 1:14,3. Percorso di testa per Cienfuegos Laumar, Antonio Vitiello, Alessandro Raspante, i colori della scuderia Indal, la vittoria del figlio di Ganymede, semplice nell'atto pratico. C'è il giallo della giuria, la vittoria però è per Cienfuegos Laumar, Antonio Vitiello, Alessandro Raspante, la scuderia Indal.